Streetnews.it, siamo nel backstage, eccoci qua con Emiliana Cantone pronta ad entrare in scena e ci sono tanti fan a cantare, pronti a cantare per te. Questo è il Beach Soccer Cicciano Show. Quest'anno, in questa prima edizione, hanno deciso di puntare non solo sullo sport ma anche proprio sullo spettacolo, esatto, a 360 gradi. Sei stata scelta te come possiamo dire anche madrina in quanto accanto, in quanto a spettacolo, e allora ti chiedo le emozioni di cantare adesso sulla sabbia in un'arena che, esatto, ti vedrà protagonista qui stasera. Allora, intanto sono molto felice che mi abbiano coinvolto in quest'altra bella, diciamo così, non solo occasione ma anche realtà, perché ecco, ultimamente mi trovo a vivere tutte scene nuove, quindi anche questa fa parte del gioco, è una sarà cosa esperienza simpatica, farà storia, insomma. Sono molto felice perché comunque io credo sempre che sia un torneo di calcio, che sia qualsiasi altra cosa, è sempre bello il momento di aggregazione con la musica, meglio ancora, quindi sono molto felice che poi a Cicciano, ecco, come anche in altri paesi, però possano succedere queste cose così carine da coinvolgere i fan e le persone. Quindi siamo in piena estate, è bello portare, ecco, il mare, la spiaggia comunque in uno scorcio di strada, quindi sono felice e spero che il pubblico, non ho visto niente veramente, intanto faccio un grande in bocca al lupo, so che si devono giocare insomma la finale, quindi ci sono io non lo due so ancora, squadre. quindi ragazzi vi faccio un grande in bocca al lupo, ci prendiamo questa pausa musicale, saluto e ringrazio l'organizzatore Lino Catapano e sicuramente tutta, diciamo così, la squadra di organizzazione e di amici, insomma grazie, vi auguro che questo è il primo anno ma mi auguro che insomma possiate farlo ogni anno e non dico chiamare sempre me, però già che lo fate è un buon segno. Un'ultima indiscrezione al volo, sì, prossimi progetti discografici per Emiliana Cantone? Allora, io ho un disco nuovissimo proprio di zecca e quindi mi vivo tutto quello che è il tour estivo di questo nuovo album che si intitola Non è sempre colpa delle donne. Cercatemi un po' in giro sui social per essere sempre aggiornati. Beh, ringraziamo Emiliana Cantone di questa intervista. Streetnews.it, le migliori cantanti sono qua con noi. Ciao, grazie ragazzi.